Nello Musumeci, dopo la sentenza del TAR, i rifiuti fuori Sicilia li impone il governo nazionale e non la regione Sicilia. I comuni inadempienti saranno commissariati. Il Tribunale amministrativo regionale dice che in materia di politica dei rifiuti la regione sta bene operando. Occorrerebbe fare un breve passo indietro. Abbiamo chiesto alcuni mesi fa con una ordinanza, abbiamo chiesto ai comuni che non fanno raccolta differenziata o che la fanno male con una quota bassissima di arrivare al 30% entro il 31 di luglio. La legge regionale e nazionale impone addirittura un tetto del 65%. Noi ci siamo mantenuti al 30%, perché altrimenti non usciamo mai dall'emergenza rifiuti in Sicilia, anche perché il compito di raccogliere e smaltire i rifiuti non è della regione, ma è dei comuni comunque organizzati. La regione ha il compito di vigilanza, ha il compito di pianificazione e in questi 20 anni non lo ha fatto o lo ha fatto male. Va bene, non mandiamo i sindaci a casa, intanto cosa dobbiamo fare? Possiamo mandare rifiuti fuori dalla Sicilia? Sì, dice il TAR, possiamo farlo. Per mandare rifiuti fuori dalla Sicilia possiamo sostituirci ai sindaci inadempienti? Sì, dice il TAR, potete farlo. Peraltro dovete sapere che questa storia dei rifiuti fuori dalla Sicilia non è che me la sono inventata io o se l'ha inventata il mio governo regionale. Lo dice, lo ha chiesto espressamente il governo nazionale a guida del Partito Democratico fino a qualche mese fa. E noi stiamo soltanto obbedendo alle indicazioni del governo nazionale, perché se una quota di spazzatura la si manda fuori dalla Sicilia, se un'altra quota viene scartata all'inizio, vetro, plastica, legno, metallo, carta, le discariche non si riempiono. Gli impianti possono lavorare, quelli che ci sono, e possiamo evitare di finire sommersi dalla spazzatura. Bene, io sono contento che il Tribunale amministrativo regionale di Palermo abbia in un certo senso legittimato la nostra strategia. Dice il magistrato che considera forti ed articolate, sto leggendo, le motivazioni che sorreggono l'ordinanza del governo regionale. E dice che il provvedimento impone, il nostro provvedimento, doverosamente ai comuni che non abbiano raggiunto la soglia del 30% entro la fine di luglio, di attivarsi immediatamente e di essere anche sostituiti. Ecco, questo era quello che volevo sapessero i siciliani. Noi ci stiamo tentando, ci stiamo provando a tirare fuori dalla Sicilia, la Sicilia da questa condizione di emergenza che dura ormai da decenni, una sorta di emergenza strutturata, ma i sindaci devono fare la propria parte, ognuno deve fare la propria parte. Dai comuni mi aspetto leale collaborazione, questa è l'unica buona, bella notizia che può arrivare dagli enti locali, da quelli naturalmente che non hanno fatto finora il proprio dovere, perché poi bisogna dire, per in onore al vero, che 250 comuni in Sicilia si stanno impegnando ogni giorno con l'assessore ai rifiuti, col sindaco, con i volontari per superare il 30%. Alcuni comuni hanno superato il 60%, il 70% e purtroppo Palermo, Catania, Messina sono a quota 10, 8, 15%. Davvero questa storia che dura da 20-30 anni non può più continuare. Sono nelle condizioni di poter adottare i provvedimenti necessari e nei prossimi giorni vi terrò informato, perché è giusto che voi sappiate ogni nostra scelta, conosciate anzitempo ogni nostra scelta. Del resto devo rendere conto soltanto a voi.